Pestaggio brutale e scioccante, i fatti inequivocabili come le responsabilità penali attribuite al branco immortalato dalle telecamere di sorveglianza del centro città. 6 ragazzi fra i 17 e i 20 anni la notte del 22 marzo immotivatamente hanno aggredito e infierito selvaggiamente su un uomo di nazionalità egiziana di 46 anni, residente a Belluno. Sono le 3 del mattino in Piazza dei Martiri, l'uomo si trova davanti alla tabaccheria Falcomer quando casualmente incontra un gruppo di giovani. Non si sa se nasce un diverbio, fatto sta che la situazione precipita. Prima gli spintoni, poi l'aggressione. L'uomo tenta di allontanarsi, cerca di sfuggire al gruppo, ma viene raggiunto ancora. La fuga si trasforma in un inseguimento che termina in via Loreto. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, scatta il pestaggio più violento. Il 46enne finisce a terra e viene colpito ripetutamente con calci e pugni. Una scena agghiacciante che si interrompe soltanto quando un passante sente le urla di aiuto e interviene, mettendo in fuga gli aggressori. La chiamata al 113 e al 118 fa precipitare in via Loreto volante e sanitari del SUEM. Al pronto soccorso alla vittima vengono riscontrate lesioni al volto, alla testa e in varie parti del corpo. Le indagini della squadra mobile e delle volanti si scontrano inizialmente con un muro di omertà che rischia di rallentare gli accertamenti, ma c'è un elemento decisivo. L'aggressione viene filmata da uno del gruppo e il video inizia a circolare su WhatsApp. Molti lo vedono, pochi reagiscono. Tra questi, provvidenzialmente, si distingue il comportamento di un giovane che sceglie di non voltarsi dall'altra parte. Grande collaborazione, e di questo mi pregio di dirlo per il bene della città, da parte di un altro ragazzo giovane, del padre, anche della polizia locale, ci ha dato una grossa mano. Abbiamo recuperato il video e la squadra mobile poi è riuscita a identificare tutti e 6, l'ultimo è tra l'altro proprio in questo weekend. I ragazzi, solo uno gravato da precedenti, sono tutti bellunesi e di famiglie normali. L'accusa per tutti è di lesioni aggravate in concorso. Nei prossimi giorni scatteranno anche i DASPO urbani disposti dal questore perché il fatto è gravissimo e non può essere minimizzato. In questo caso vado un po' oltre, dobbiamo anche dare dei segnali seri, credibili e anche duri in qualche occasione. Manca la consapevolezza assoluta del disvalore delle azioni o del fatto che ogni azione corrisponda, come la legge di Newton, a una reazione uguale e contraria. Ci troviamo di fronte a ragazzi che non capiscono che non si tratta più di una bravata, ma si tratta di fattispecie di reato, le conseguenze sono le denunce poi nella procura dei minori e quella ordinaria e quindi cambia un po' il percorso anche della loro vita. Le indagini sono tuttora in corso, gli elementi a carico del branco di un certo spessore. Le conseguenze per il 46enne lievi, ma è stata una casualità. In quel tipo di aggressione, cioè colpendolo mentre uno è a terra con calci e pugni, può essere un problema se si trova un cardiopatico o se involontariamente poi batte la testa e muore. Anche su questo non abbiamo trovato nei ragazzi una consapevolezza della gravità del fatto e delle conseguenze ancora più gravi che poteva avere.